Già da qualche giorno la stampa veneta preannunciava per sabato un terremoto in arrivo da Roma sul nuovo piano sociosanitario del Veneto, l'impugnazione da parte del governo Monti. Da Roma infatti erano giunte osservazioni formulate dal Ministero della Sanità al maxi testo che dovrà riformare l'assistenza sanitaria in Veneto. Guarda, noi stiamo attendendo innanzitutto lo svolgersi di tutta la vicenda. Prendiamo atto che c'è un'interlocuzione in corso e la mia posizione è una posizione da un lato di assolutamente notarile e rispettosa del ruolo che la legge mi affida, ovvero di trasferire le controdeduzioni. Dall'altro non posso non ricordare che io quegli emendamenti li ho difesi fino in fondo e attenderemo di vedere che svolgimento ci sarà e dopodiché avremo le risultanze. Roma contesta infatti gli stessi due punti oggetto di duro confronto a Venezia. Nel mirino, l'eccesso di poteri attribuiti al Consiglio regionale nella nomina del direttore generale e nella compilazione delle schede ospedaliere. Io dico questo rispetto ai direttori generali, la legge mi dà piena e chiara competenza rispetto alle nomine. Abbiamo 277 curriculum da vagliare, li vaglieremo fino in fondo nel rispetto delle professionalità, ringraziando tutti quelli che hanno presentato la loro disponibilità, perché comunque vuol dire esporsi, vuol dire mettersi in discussione. E dopodiché, come diceva il vecchio giudice Santi Licheri, mi ritirerò per deliberare. Altri due punti che Roma contesta: la possibilità di incarichi esterni per i direttori e l'obbligo per le strutture sanitarie di rendere pubblici i bilanci. A Roma però non hanno deciso nulla. Impossibile a dirsi se sia una frenata o meno. Il governo può ancora esprimersi tra 15 giorni. Il caso, quindi, rimane aperto.